Buongiorno o buonasera, dipende da che parte della giornata state guardando questo video. Premessa, questo video è una specie di rifacimento perché io di Donatello ne parlai già in uno dei miei primi video, ma quello su Donatello fu anche il video più brutto che ho fatto ed è per quello che giorni fa decisi di eliminarlo perché era soprattutto montato male, veramente brutto come montaggio. Allora, cominciamo a parlare del personaggio, Donatello, ovvero Donato di Niccolò, nato a Firenze nel 1386, da famiglia povera. Qui il padre venne accusato di omicidio. Il periodo che visse è un periodo particolare, perché? Per la storia dell'arte, questo periodo è il passaggio tra l'arte tardogotica all'arte rinascimentale. Per la storia è semplicemente fine del Medioevo, inizio del Rinascimento. Donatello arrivò in anticipo di altri grandi geni del Rinascimento come Leonardo da Vinci e Michelangelo. Donatello ebbe la fortuna di collaborare e di conoscere i due primi geni del Rinascimento, ovvero Lorenzo Ghiberti e Filippo Brunelleschi. Donatello fu allievo del primo. I primi lavori di Donatello furono le decorazioni per varie chiese di Firenze. Poi, per un breve periodo, si spostò a Roma. In questo periodo ebbe la possibilità di conoscere, vedere e toccare l'antichità. Dobbiamo anche tenere presente che in questo periodo è segnato dalla diffusione dell'umanesimo e del classicismo, perciò c'è una grandissima rivalutazione dell'antico. Tornato a Firenze, torna a lavorare per le decorazioni di varie chiese, ma in particolare per il Duomo. Il suo stile si fece già notare e fu per questo che venne ingaggiato dalla corte dei Medici, che allora prese già potere a Firenze, erano già i signori di Firenze. Ma la cosa più importante sulla sua vita in questo periodo è che apprese le novità di Brunelleschi e le riadattò alla scultura. Le principali novità prese da Brunelleschi furono la prospettiva, la spazialità, la volumetria e le proporzioni. Lui le riadattò alla scultura. Ovviamente, per la scultura reintrodusse quel particolare preso dagli antichi che è il dinamismo, legandolo poi ovviamente a un certo gusto di ricostruzione della realtà, della quotidianità. Infatti Donatello si fece notare per la sua capacità di ricostruire sulle sue sculture la pelle, i muscoli, con tutti i segni di tensione, ma anche le rughe, i peli, le ferite. Molti di questi particolari verranno però tolti poi nel Cinquecento per via dell'esplodere del manierismo. Donatello cominciò a ricevere già numerose commissioni. Un risultato di questi anni, di questa ricerca e di queste commissioni fu la sua scultura più famosa, il David, passato poi alla storia come il David di Donatello. Mi raccomando, dite David, non David. Però non possiamo escludere altre due importanti statue che riassumono diciamo, le sue capacità. Abbiamo il profeta Abacuc, mostrato come anziano, indebolito e calvo, cosa che poi nel secolo dopo divenne improponibile, visto che anche nei soggetti morenti e sofferenti veniva data forza e vitalità. Oppure la sua Maria Maddalena, scolpita in legno, mostrata come vecchia, penitente, i cui capelli sono diventati talmente lunghi che li fanno pure da vestito. Donatello divenne talmente famoso che nel 1443 si trasferì a Padova. A Padova
tenere presente, Padova era già una città che aveva una grande radice antica e soprattutto con un grande interesse verso l'archeologia, perciò era la città giusta per lui. A Padova collaborò con Francesco Squarcione, uno dei più richiesti artisti dell'ambiente veneto. Però Francesco Squarcione era un personaggio un po' losco, era ambiguo, non era proprio affidabile, non era una persona, capito che tipo di persona è? Era un tipaccio, diciamo. Però qui a Padova lavorò soprattutto per la Basilica del Santo e i suoi lavori diedero due risultati. Fecero uscire il Veneto dal tardo gotico e lo fecero entrare nel Rinascimento. Ma soprattutto quella del Veneto fu un nuovo inizio, una nuova nascita per lui, perché qui, dopo le innovazioni nella scultura, creò lo stiacciato, passato alla storia come stiacciato donatelliano. Che cos'è questo stiacciato? Sono formelle con bassorilievi, spesse pochi millimetri, sottili, però i rilievi sopra sono molto curati nei particolari, nelle prospettive, nella volumetria, nelle proporzioni. Pensate un po', questa è stata la sua grande invenzione. Vorrei anche ricordare che di queste formelle io ne analizzai una l'anno scorso, una formella di Donatello intitolata Il miracolo della mula, appunto nella Basilica del Santo di Padova. Finito il periodo padovano, tornò nella sua Firenze. Era ancora molto richiesto come artista ed era ancora l'artista preferito dai medici. Donatello ormai era anziano, malato, ma aveva ancora le forze per lavorare e aprì pure una bottega tra i suoi allievi Andrea Verrocchio. Andrea Verrocchio, decenni dopo, divenne il maestro dei grandi geni come Botticelli, Leonardo da Vinci e Michelangelo. Qui, nella sua Firenze, nel 1466, Donatello diede fine alla sua vita. Il suo corpo venne sepolto nella chiesa di San Lorenzo, a pochi passi dalla tomba del suo più importante committente, Cosimo de' Medici. Dopo la sua morte, il suo allievo Andrea Verrocchio divenne lo scultore preferito dalla famiglia Medici. Bene, adesso vi parlo un po' del Donatello della cultura popolare. Cultura popolare. Cavolo, Buttei, ma da quanto tempo, quando racconto la vita di un artista, mi dimentico di come è stato rappresentato nella cultura popolare? Se ha avuto rappresentazioni nella cultura popolare, cioè, è da tempo che mi sono dimenticato. Dovrei fare un video in questione per spiegarvi tutti gli artisti di cui ho parlato, però di cui mi sono dimenticato, come sono stati rappresentati nella cultura popolare. Beh, vi do qualche spiegazione. Allora, Donatello, la sua opera più famosa, il David. Il David di Donatello è anche il nome del più prestigioso premio del cinema italiano. In poche parole, l'Oscar italiano. Donatello fa parte, il personaggio però di Donatello fa parte della serie I Medici, la serie della Rai, di cui io l'anno scorso diedi un mio parere in un video.
E infine il personaggio che ha fatto con cui da noi da bambini abbiamo conosciuto Donatello. Dico, grazie a lui abbiamo saputo che esiste l'artista Donatello, ovvero Donatello delle Tartarughe Ninja. Sì, dai, mettiamolo. La prima volta, quando abbiamo scoperto che i nomi delle Tartarughe Ninja erano i nomi di alcuni importanti artisti, è grazie a loro che abbiamo scoperto che esiste Raffaello Donatello. Perciò la cara animazione anni 90, lo so. Poi, finito l'argomento Donatello e tutte le sue versioni, vi devo dare un altro importante annuncio. Allora, che per un po' non filmerò e non caricherò video. Se lo farò sarà casuale e la messa in onda dei video sarà irregolare. Capito? Perciò non preoccupatevi se le prossime settimane non vedete più i miei video o comunque vedete che spuntano i miei video ogni morte di papa. Perciò aspettate ancora qualche mese perché riprenda la messa in onda regolare. Del resto vi ringrazio per la visione e arrivederci al prossimo video.